Il lento approfondirsi di una saccatura tra la Francia e la penisola iberica richiama correnti sud-occidentali d'aria umida e non particolarmente fresca verso nord Italia, responsabile di un aumento della nuvolosità e primi fenomeni sparsi, maggiormente ed inizialmente più presenti o significativi sulla pianura centro-meridionale della regione. Tale situazione sembra possa perdurare tutta la settimana per la quasi stazionarietà della suddetta saccatura. Il flusso sud-occidentale apporterà un'alternanza di momenti discreti e di temporanei lievi peggioramenti della configurazione meteorologica, legati principalmente alla funzione delle ondulazioni osservate nel flusso, responsabili di variazioni tra assenza o quasi nella giornata di mercoledì, di annessi fenomeni e la presenza di lieve ciclonicità tra giovedì e venerdì, assieme al concomitante transito di campi dinamici d'alta quota, i quali arrecheranno anche un contributo d'aria più fredda alle quote sovrastanti. Tale contesto avverrà in un ambiente termico tutto sommato gradevole per la continua insistenza di aria mediterranea, specie da mercoledì e da seguire, sebbene le temperature diurne e pomeridiane saranno un po' più basse rispetto alla norma per la mancanza di sole. Per martedì 27 aprile, tra la notte e parte del mattino, debole perturbabilità nei settori della Pedemontana e le Prealpi, per fenomenologia in lenta risalita dalla pianura sud-occidentale, dove sarà maggiormente reiterata, mentre la situazione meteorologica dovrebbe risultare più incerta sulle Dolomiti, nonostante l'estesa copertura nuvolosa rimanga presente. Con il passare delle ore, in particolare ad iniziare dal pomeriggio, attenuazione della nuvolosità con fenomeni sempre più circoscritti prima del loro successivo esaurimento, anche se le nubi continueranno a prevalere, risultando la caratteristica meteorologica predominante di giornata. Contesto termico abbastanza fresco, associato ad una debole escursione termica giornaliera, in particolare nelle aree situate alle quote medio-basse. Precipitazioni. Nottetempo, e per buona parte della mattinata, possibile debole diffusa fenomenologia sulle Prealpi, con maggiore riferimento alle zone corrispondenti alla fascia pedemontana, ed ancor più la pianura meridionale e le aree centrali dell'entroterra, dove l'entità della stessa potrà talora osservarsi almeno temporaneamente moderata. Quest'ultimi un po' meno probabili sulle Dolomiti, dove saranno di minore entità, per lo più intermittenti e presenti in forma sparsa. Limite delle modeste nevicate confinato sui 1400-1600 metri, lievemente e temporaneamente più in basso nelle vallate dolomitiche più chiuse in concomitanza di eventuali fenomeni, almeno di intensità moderata. Valdolzana Medio Gordino con Melico Superiore e Alto Cadore per risultare più elevati sulle Prealpi, più specificatamente nei settori montani aperti alla pianura 1800-1900 metri di quota. Dalle ore centrali della giornata e soprattutto nel corso del pomeriggio-sera, tendenza a attenuazione della debole perturbabilità con prevalente esaurimento delle precipitazioni, anche se qualche locale goccia intermittente non sarà da escludersi del tutto in un primo momento, ovvero durante il pomeriggio, assieme a qualche fiocco di neve oltre 1700-1800 metri di quota circa sulle Dolomiti, prossimo ai 2000-2100 metri di quota sulle Prealpi. Temperature. In lieve contenuto calo in entrambi i valori estremi rispetto a lunedì, su valori moderatamente inferiori alla norma del periodo. Sono previste punte massime di 11-13 gradi nel fondovalle prealpini, fino a 14-15 gradi al più tra le zone pedemontane e la pianura interna. Venti. Nelle valli deboli, di direzione variabile, quasi esclusivamente a regime di brezza, in quota deboli o molto deboli da sud-ovest, in temporanea rotazione a nord-ovest in serata, quando potrebbero subire un'intensificazione del flusso. Sulla pianura interna moderati a tratti tesi dai quadranti orientali, ovvero più precisamente da sud-est, tra la costa e l'immediato entroterra, prevalentemente da est, nord-est altrove,
con entità moderata tesa nell'interno, tesa sostenuta in prossimità del litorale, mentre a pedemontana ed aree limitrofi moderati da est, eccetto singolari irregolari maggiori rinforzi, più probabilmente al mattino.